comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera, voglio a Forza Napoli. Una sola cosa, io devo azzappare, tipo azzappare, ma azzappare almeno contribuite alla frutta, agli ortaggi. Io devo azzappare perché chi siamo misteriosi? E zappatura. E zappatura restano a giocare perché renderebbero di più. Che vergogna, mamma mia. Oggi abbiamo fatto la partita dei poveri. No, molti dicono che sia la partita tra i poveri, perché effettivamente il Milan sta inguaiato, noi stiamo peggio, ma che non è una partita tra i poveri, questa è una partita tra scema, ma più è nostro, va, perché il Milan comunque si è incamminato proprio così. Allora, non vogliamo capire, allora, punto prima, perché mo ce n'ho per tutti, non ci stanno... Ce n'ho per tutti, Ancelotti se ne dai ananzo senza chiudete mo video, facete quello che volete, non me ne fotte, ma se ne da lui, se ne deve andare, ma non vedete che non l'ascoltano, non parla, sta là, paro fratello cazzo, sta così, ste che, oh, quando è venuto tu c'è rotto, ah, mamma mia. I giocatori quando è uscito Caicon avete visto? Non l'ha nemmeno guardato. Si è girato Ancelotti per la mano a stento. Caicon come ha dato 5. Punto prima. La stessa cosa pure Insigne. Oggi in campo. E allora io al primo tempo sono riuscito a vederlo poco e niente perché stava giocando mio figlio a calcetto e per me viene prima mio figlio, quindi stava giocando e mi stavo guardando la sua partita a calcio, quindi poi è finito e mi sono visto il secondo tempo. Il primo tempo mi sono visto un po' sul telefono, guardavo lui, guardava la partita, la linea non c'era, quindi ho riuscito a guardare il gol dalla traversa di Insigne eccetera. Un primo tempo da come ho visto e ho capito, ma quel poco che ho potuto capire diciamo che una partita proprio dice 8 a me, tira a te, 8 a me, tira a te, prima a il secondo tempo l'ho visto tutto, non mi ha fatto un'azione gol, ma vergognoso. Oh presidente, fa una cosa presidente, pure tu, chiama su shake, su bingo bong, chiamala, vinnete sto Napoli, levate innanzi un cazzo pure tu, leva. Partiamo da capo, partiamo da capo. No, perché poi, ma pigli pure questo, perché attenzione un attimo, attenzione. Perché mo, giustamente è uscita la notizia che lunedì partono queste multe, giustamente, che io sono d'accordo a quello che ha fatto De Laurentiis, sono d'accordo, giustamente. Però aspetta un po', aspetta un po', le multe non si allontanano e le puoi fare pure fra un paio di settimane, per dire, aspetta, sii più furbo, aspetta, fai morire un po' la situazione e poi metti in atto la multa che c'è bisogno e la devi fare, ok? Qualificati prima agli ottavi. Tu stai rischiando, e te lo dico io, perché questa partita, non ho fatto il video prima della partita perché volevo dire una cosa, io sta partita comunque non la vedo bene e sinceramente ho brutti presentimenti, infatti, che non vincevamo, ma infatti noi rischiamo, perché mo sto fatto pure di lunedì, rischiate, tu presidente, rischi, che se non ti fanno qualificare, tu ci fai la multa, ok, là, aspettavi un altro po', perché rischi che se non ti fanno qualificare, non ti pigli manchi i soldi della qualificazione, questo è il problema tuo, questo è il tuo problema, questo è che ti devi mettere qua. Voglio, voi lo sapete quando amo il Napoli, lo sapete troppo bene. Io ho il presentimento che non ci qualifichiamo, ci mancano 2 punti, vedete? 2 punti ci mancano. Io ho il presentimento che non ci qualifichiamo, perché lo fanno apposta. Basta con questa falsa, basta, noi tifosi ciambarutte e palla.
ci siamo rotti le palle e farei tutta sta farsa, una parte, nata. Angelotto, prenditi tuo figlio, prenditi la tua bella famiglia e allora ma non so vai da Luana, non so vi dovete togliere, basta, ma non vedi che un nessuno di cacchio, non lo vedi, chi aspetti? Il presidente, ho capito io che vuole che tu dia le dimissioni, dando le dimissioni tu risparmia giustamente lo stipendio, perché tu adesso non lo puoi dimettere, ma lo dimetterai tu, quello là è furbo, quello non si dimetterà, lo dimetterai tu perché non ti qualificherà. Tu con Liverpool martedì, quando è? Martedì? Facciamo una figura in merda se giochiamo così. Con martedì facciamo un'altra figura di merda se giochiamo così. Spencer, è così, tira a me, tira oh. Ma che sto schifo, Mamma mia, senza parole, sullo schifo, caria, cammino mi state facendo pigliare l'urcero allo stomaco, mi state facendo prendere. Madonna che rabbia, mamma mia, ma chi cazzo muffa faglia sta bandisci a pressa a buio che prendete solo per il culo i tifosi. Io l'ho sempre detto, solo la maglia, perché la maglia appartiene alla mia città e la amerò sempre, la tiferò sempre quella maglia. Ma si dà feccia, proprio la feccia. Cominciano il presidente, poi l'allenatore ha pure io giocatore. E cominciano tutti, siete una feccia, siete. Una feccia. Ma pensatelo con Maurito, Ulitrice. Sei disfattissimo, sei partito consecutivo che non vinciamo, sono 6 partite consecutive che non vinciamo, pareggiamo o perdiamo, compresa la Champions, mica vogliamo parlare, di cosa vogliamo parlare? Sono 6 partite consecutive. Mamma mia che vergogna, stamma qui in punta io. 15 punti, stammo un mese di novembre ancora, non scatto dicembre, ma cacchi va ma non ci voglio perdere. Raga, scusatemi, non è Domenico questo. Io sangue chi la mamma mia, ma come cazzo si fa? Ma come bippa si fa? Ma come si fa? Come 6 partite consecutive, prima facevano una carretta e gol, e mo non mi venite a dire, ma quello non ha giocato col 4-3-3, dopo l'ha messo il 4-3-3, comunque non mi ha fatto niente, Llorente, teniamolo in coppa la panchina, là, così. Lozano, per carità, a parte il gol. Però non mi sento proprio di elogiare nessuno. Sinceramente. Anche se Lozano comunque ha giocato e ha fatto il suo. E mi piace, però non mi sento proprio di elogiare nessuno. Solo merda tutti quanti. Tutti, ma tutto lo capo, dall'A alla Z. Tutti, non me ne fotte niente, chi ha giocato pure meglio non mi interessa proprio, siete una chiave tutto quanto, siete. Non mi interessa, ma non voglio guardare niente, Vedete, prima entrava Mertens e faceva la differenza, ma anche c'è la differenza si entra, vedete? Poi giustamente, sto fatto, lunedì scattano le lettere. Che una lettera da arrivare, una lettera, Equitalia che ti ha dato tutte i soldi a culo, tutti i soldi a culo, una lettera da arrivare, ma boh, che ti ha dato tutti i soldi a culo e romani che pezza a culo, De Laurea, che pezza a culo, una lettera, aspettavi un po', è giusto farla.
Anzi, due ce ne arriva a fare, manco uno, due, è giusto farlo. Ma aspettavi un po', no, un riscatto nelle letterine, è già normale, sta venendo Natale. Ma no. Ma posso vendere questo capo una frangata di sceme uia? Ma posso vendere questo capo perché siete una frangata di sceme? Ve l'ho detto, io amo solo la maglia, ma voi vi sto schifando. Vi sto schifando. Presidente, allenatore e giocatore, vi sto schifando. Vi sto schifando perché si vede che siete false. È una falsa come giocate. Giocate tanto perché da giocare. Pure che hai un marito. Chi gli di solito a sempre mi ha buttato da fuori. Ma la fanculo. No. Il presidente non può capire. Deve esonerare a chi lui Ancelotti. Ha desonerò. I giocattoli erano così belli di gustare. Piano piano, l'anno scorso al medio perché? Perché si erano goduti dei Silvi di Sarri. Piano gli stanno proprio sta a merda i Sarri. Gli stanno sta a merda i Sarri. Piacere. Ma veramente stiamo pazziando. Non voglio dire niente più perché sennò sballo troppo assai che non è cosa. Per carità, il video mio è impostato che non è adatto per i bambini. Quindi non gli arriva la notifica, non è impostato non ai bambini, quindi sto a posto. Poi si sono andati i bambini, scusatemi ragazzi, lo so che mi seguite ma mi scuso con voi, mi dovete scusare veramente. Però io quando tifo, quando gioco, ci metto l'anima, passione, ma che se me la stanno facendo rannare in corpo. Me la stanno facendo dannare in corpo, in do sangue kill. Mamma mia. Babbo, non voglio dire niente di più. Perché già ci detto troppo, ho fatto troppo con... ho detto. Una cosa la voglio dire, ci volete fare un favore, a me non mi facete contento. Cioè, come vi ho detto, la ragazza di mio cugino, di Pietro, città Fabio, a Roma Asciutto. Ragazza di mio cugino, vi metto il link in descrizione, un piacere, a me ne chiesto. Che me ne fotto, ma anche me ne fotto. Vi metto il link in descrizione e iscrivetevi al suo canale. Federica Carandente, tiene una bella voce, voglio. Seguitela. Iscrivetevi al suo canale e scrivetela sotto il commento. Sono un iscritto di Domenico Volo, mi farebbe piacere. A me non mi facete contento in coppa a questo, vabbè. Un Napoli mi sta facendo pigliare gol, a me mi facete contento in coppa a questo. Io, come ben sapete, non faccio pubblicità, ma visto il mio cugino, anche che lui lo sa, che non mi piace, però a me... Ma tutto sta pigliato colore, facciamo fare simulito bene a me, chi mi rispetta, ma dovete iscrivervi al canale della fidanzata di mio cugino, Federica Carandante. Nelle descrizioni troverete il link. Iscrivetevi e commentate, sono un iscritto di Domenico Volo, mi farebbe piacere. Ma no perché che lo mi passa, perché avete commentato, è una soddisfazione alla mia personale. Vabbè, se me la volete dare, se no pazienza, io ti faccio ricci, che vi tenga a ricci, ma che vuol dire che fa? Chi sta già schifato? Ciao, io, un bacione, forza Napoli, sempre, solo la maglia, perché tutto resta in munnezza e sicchiero. Ciao, io, forza Napoli. Sempre e comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.